Di colpo mi devo fermare, mi devo aggrappare al manubrio, altrimenti i muscoli mi lasciano e cado. Il tappeto magnetico sotto le mie calze è fermo, non c'è nessuno. Mi devo ricordare che non c'è nessuno nella stanza. La porta è chiusa, ormai hanno capito, nessuno mi disturba. Ci siamo solo io e la mia rabbia. La mia rabbia è immensa e mi fa venire voglia di vomitare. Vado al bagno e mi sciacquo la faccia. Mi guardo allo specchio. Il sudore non ne vuole sapere di andarsene e sporca la mia pelle pallida. Le corse mi scavano sotto gli occhi fosse viola, a volte nere, che contrastano il pallore, lo sottolineano. Sono pallida come non lo è nessuno nella mia classe, non va via. Qualcuno l'altro giorno me l'ha chiesto, chi era? Non ricordo, ah sì, la bibliotecaria. Come sei pallida? Stai bene? Sei sicura di star bene? Non sto bene, avrei voluto rispondere. C'è qualcosa che non va, ma non so cosa. Un meccanismo è in moto e mi prende e mi porta via come una valanga. Mi dovete fermare, avrei voluto dire alla bibliotecaria. Bello questo libro, l'ho detto invece, lo prendo. Passo sempre più tempo in bagno a controllare i cambiamenti. Spingo la testa sul collo e verifico se ho il doppio mento. C'è ancora. Stringo la mano destra intorno al polso sinistro. Pollice e indice si sfiorano soltanto, ma non si toccano. Sono ancora pallida e rossa. Le occhiaie si scavano sempre di più, sono entrate nella pelle. Si affilano, scendono giù in una brutta forma a lacrima. Sono viola scuro, a volte azzurre. Pungono la punta degli zigomi. Le colline delle guance ci sono ancora. Sotto il grasso sta venendo fuori l'osso. È protuberante tanto quanto il grasso. Raddrizzo le spalle. Il mio perimetro diventa aguzzo come due porte di armadio. Mi confronto con il corpo di Arina nella foto. Non c'è ancora, ma sta arrivando. Il mio corpo sta immigrando, è alla dogana. Lo controllano per vedere se va bene, altrimenti l'Italia lo sputa fuori e lo espelle. Deve andare bene. Ora arriva anche lui, oltrepassa i confini, compie chilometri che ci separano e mi raggiunge e diventiamo tutt'uno. Il brano che avete ascoltato è tratto dal romanzo di cui parliamo oggi, si intitola La ragazza d'aria, ce l'ha letto la sua autrice, Andrea Simonel. Sono Silvia Nuccini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Arina è arrivata in Italia dalla Romania. Aveva 13 anni. È arrivata con la sua famiglia, il papà, la mamma, sua sorella Diana, di 3 anni più piccola, e il cane lupo Ghost. Vivono a Torino, in periferia, in una casa piccola. La sua è una famiglia in cui c'è amore, le persone si vogliono bene, ma in cui c'è anche la fatica del lavoro e quella dei pochi soldi. Per Arina c'è una fatica in più, quella che ha a che fare con l'identità e l'appartenenza. In Romania ha lasciato i nonni, gli amici, un amore. In Italia sta bene, ma c'è sempre qualcosa o qualcuno che le ricorda di essere straniera e c'è anche la vergogna che per lei questa diversità si porta dietro. È bravissima a scuola, ama i libri, studia, legge e fa un'altra cosa che in casa fanno tutti, mangia molto. Mangia schifezze che la madre insiste per comprare perché attraverso quel cibo fa passare qualche forma di amore, di consolazione e di emancipazione. Il suo corpo cambia ed è l'ennesima perdita, l'ennesima differenza con la persona che era prima. La ricerca di sé attraverso le forme antiche del suo corpo diventa il cuore del libro, l'ossessione e la cura. Andrea, vorrei partire chiedendoti del rapporto ambivalente che Arina ha con le sue radici, con quel posto a cui appartiene, ma che in qualche modo la trattiene e non la libera. La sua famiglia, come tante famiglie che hanno cambiato paese, torna ogni estate, se può. Ma una volta in Romania, dove tutto dovrebbe essere casa, lei non sta bene. Sì, io immagino sempre... Abbiamo questo volto di ragazza in copertina, tra l'altro è la prima volta che ne parlo con lei che mi guarda, no? Perché di solito facciamo le presentazioni e ce l'ho sempre rivolta ai lettori, però se devo pensare al movimento del romanzo è lei che è come se guardasse verso l'Italia, però così di profilo, no? Come se ci fossero queste radici di polipo che ancora la tirano indietro, quindi ovviamente come hai detto tu c'è tanta voglia di entrare in Italia e per lei... e amplia un po', perché insomma questi sono i miei due fuochi, un po' il tema sociale, però anche la voglia di entrare nel particolare, nel psicologico in questo libro. E penso che in generale noi rumeni non siamo stati
particolarmente bravi a essere uniti, ad avere un senso di comunità, questo in generale, però proprio come individui siamo stati sfuggenti, quindi il romanzo è ambientato, si apre proprio con una data che è il 16 giugno 2017, si apre 2 anni dopo l'inizio insomma della trama effettiva, e a me serviva questo riferimento cronologico perché secondo me quegli anni lì, già oggi possiamo fare un discorso diverso rispetto a quegli anni lì. Nel 2015 insomma arrivavo in Italia, io ci sono arrivata nel 2007 e mi ricordo nella mia classe insomma una quinta elementare, quindi già formata, già coesa, già legata, io entro e c'è un'altra moldava e ci prendono per mano, ci portano fuori, no? Quindi finché avremmo raggiunto un livello abbastanza alto da interfacciarci con i colleghi italiani, quindi lei lo sente tanto questo. Arina, anche se ha 15 anni, anche se è più grande, forse proprio perché è più grande. Ecco, questo ce lo racconta un po', se vogliamo, i linguisti piuttosto che i ricercatori, no? Più l'età è bassa di chi arriva, più hai probabilità di imparare perfettamente la lingua, no? E meno hai da lasciarti indietro. È un po' così per lei, no? Soprattutto paragonate ai genitori. I genitori di Arina, quando loro tornano in Romania per la prima volta, la madre deve mettere mano sul recinto dove da piccola andava, correva, si nascondeva, deve toccare l'albero, il ciliegio, deve toccare tutto perché tutto è là. E Arina deve lasciarsi dietro fidanzatino, un po' di ricordi, però neanche tanti, perché poi alla fine vanno in Romania e scorrono questo album di foto, ma sai, non sono neanche tanti. Posso anche permettermi di strappare questi ricordi, no? Quindi ovviamente è un processo di... A me non è mai piaciuta particolarmente la parola integrazione perché mi sembra che non parli dell'individuo, della psicologia sua. E per lei, insomma, entrare nella casa del suo migliore amico italiano, diventargli amica, vuol dire che mi devo strappare di lì. E poi, insomma, in Italia, secondo me lei c'ha anche un primo momento in cui sta bene in Italia. Ed è poi col ritorno in Romania, quando va a vedere per la prima volta i nonni, quando la mettono davanti a tutti i cibi che lei ha lasciato, no? C'è un impatto con i cibi italiani che uno dice, ma il cibo italiano non è quello. Loro vanno alla Lidl, ci sono i biscotti della Sonde riempiti di cioccolato, ma un italiano che legge dice no, nel senso il nostro cibo sono le tagliatelle piuttosto che... Però sì, quello è il primo impatto che poi insomma è stata la mia frattura e quindi la racconto. Parlavi dei genitori, è interessante il loro rapporto invece con le radici, che è molto diverso da quello che ha Arina. La mamma di Arina è una sorta di vestale del culto dell'essere rumeni, no? Non vuole che sua figlia si faccia chiamare con un nome italiano, ha anche un diminutivo, Ari. Lei preserva questa identità in modo molto ostinato. E il padre invece, che in Italia è una persona normale nel senso non ha nessun tipo di problema, in questa vacanza rumena che ci racconti è sempre ubriaco. Forse in loro c'è qualche cosa che in Arina non c'è, forse c'è un dolore. Sì, e mi interessava anche far vedere questo momento di passaggio, perché per esempio oggi abbiamo molti ragazzi di seconda generazione già nati qui, che quindi non hanno subito, interessante scelta di verbo, però non hanno vissuto quella cosa lì, quello spostamento, quindi magari vivono un po' strano il loro cognome. Io e tanti oggi 30 anni come me hanno subito questo spostamento, quindi il fatto che hai qualcosa, no, da lasciarti indietro e continui a guardare, come dicevo prima. La madre, non lo so, sto iniziando a parlare con un po' di pubblico rumeno e ci stavano dicendo del fatto che non so se sia uno stereotipo dell'est, però avere sempre queste madri molto presenti, molto autoritarie, un pochino, però bisogna sempre ricordarsi che sono persone che, nel mio caso, insomma, mia madre è 68, vissuto sotto il comunismo, cioè nel 89 aveva 20 anni quando scendevano in piazza Bucarest, no, per buttare giù Ceausescu, quindi io lo metto sempre in riferimento a quello, e soprattutto per il padre. Il padre è la figura che non è il personaggio che più amo, però è il personaggio di cui più rispetto il percorso che ha fatto, perché per me c'è stato proprio un momento di dire ok, questi genitori non hanno gli strumenti. C'è un momento nel libro in cui il padre veramente non ha le parole e quindi si fa fare, insomma, lavora come muratore, ha aperto la sua impresa in Italia, quindi letteralmente lui si fa scrivere i preventivi dalla figlia, quindi si fa imprestare le parole e sarà poi lui a dare verso il finale del libro una parola molto importante ad Arina. Quindi scrivi questi genitori, ma è stato così anche col migliore amico di Arina, insomma scrivi questi personaggi e dici
non è che li rivaluto e neanche che li perdono, però li capisco molto di più e soprattutto nei confronti dei genitori, insomma, mi rendo conto che non li accuso, che non c'è niente di cui accusarlo. E questo è un momento anche importante perché il libro è uscito da un po' di mesi, quindi stiamo avendo un po' di reazioni. C'è chi dice ma la madre è estremamente presente, no, la madre è passiva, la madre non ha fatto abbastanza, no? Molte madri che vengono da me mi dicono sembra che tu abbia accusato la madre che non abbia fatto abbastanza, e dico ma cosa si poteva fare di più, no? Quindi sì, capire il bagaglio dei genitori, ecco, mi interessava più che il bagaglio di Arina, perché Arina ha 300 pagine per capire se stessa, no? Invece i genitori, ecco, ne hanno un po' meno. Diana è la sorella piccola di Arina e loro due hanno un rapporto bellissimo, molto vero, molto vivo. Chi sono l'una per l'altra? Io ho una sorella e insomma siamo stati in una generazione in gran parte cresciuti dai nonni. Ce lo raccontano meglio anche altri scrittori, la situazione degli orfani bianchi in Romania, insomma, di genitori che vanno via. Quindi nel mio caso io sono cresciuta un po' coi nonni e poi il mio universo è sempre stato mia sorella. Mia sorella è stata rivestita di tutti i ruoli che non voleva avere, lei doveva essere la madre, la sorella più grande, quindi doveva far tutto tranne che vivere la sua vita. Io mi sono portata dietro questa venerazione nei confronti della sorella, quindi se avessi dovuto dedicarlo a qualcuno l'avrei dedicato a mia sorella, però io la conosco al punto tale che so che non ne sarebbe piaciuta, quindi la miglior dedica che ha fatto è stata non fargliela, però è suo. Ecco, oggi ti posso dire che è un romanzo sulle forme dell'amore incondizionato, che uno dice con tutto quello che c'è qui dentro, identità, piuttosto che anorossia, come fai a dire quello? Io oggi vedo quello, l'amore incondizionato che c'è appunto nella sorella Diana e anche nel cane. Quelli sono i primi e forse gli unici specchi affettivi, no? Perché le amicizie vanno e vengono. Lei crea dei rapporti per cui l'amico viene, lei lo respinge, lo va a cercare, respinge di nuovo. Invece la sorella è qualcosa che è sempre lì, in tutti i suoi momenti, e insomma doveva crescere per conto suo, però è proprio quello, il gioco di separazione, perché tutti a un certo punto si devono separare, no? Quando lei entra in ospedale, perché purtroppo discende nel tunnel, il pezzo che abbiamo letto, insomma, quando lei è già lì, si usa spesso per la metafora, per l'anoressia metafora di scendere nel tunnel, vedere la luce in fondo al tunnel, ecco, lei è lì e la madre deve lasciarla andare. Se tu non lasci andare tua figlia, no, le dico in ospedale, lei non può stare bene. E così anche per la sorella, però ecco, una delle scene che sono state molto belle da scrivere, quando lei, diciamo, come pacco deve essere riconsegnata in ospedale, in macchina, e la sorella dice no, aspetta, finiamo questa canzone alla radio. Nella vita di Arina, lo dicevi, a un certo punto entra una persona speciale, si chiama Marco, il suo compagno di classe, un secchione come lei, sono i due più bravi della classe, un po' gareggiano su questa cosa. Si trovano, si capiscono, eppure per Arina ci deve essere sempre una distanza, cioè a un certo punto niente, le cose saltano per aria. Se si supera quella distanza, che cos'è quella distanza? Guarda, per me oggi scrivere quei pezzi, la connessione che c'è tra lei e Marco è stato... scrivere tutto questo romanzo mi ha portato a scavare nella psicologia, mi ha fatto venire voglia di conoscere, sai, tutte le distorsioni in cui va la nostra mente, che sia un disturbo della personalità piuttosto che un disturbo alimentare. Però quel pezzo lì, dell'amicizia in particolare, mi ha fatto riflettere su quanto lei sia famelica di integrazione. E questo ti porta nel tuo ambiente, quello che sia, nel suo caso è la scuola, a voler essere la prima. Quello insomma è dovuto a fattori più grandi di lei, fattori sociali, cioè il fatto di essere figlia di immigrati, quindi immigrati che sacrificano tutto, quindi tu devi primeggiare, tu devi prendere il massimo dei voti in anni in cui ancora insomma lo studio si associa al successo. E quindi questo per lei vuol dire formare amicizia con le migliori della classe, e quindi io qui ci vedo tutta quella fame di voler essere sempre al top. E però poi appunto si crea quella distanza lì perché tu dici ma è veramente mio amico? Una connessione che tutto il libro è disseminato, però mi accorgo io anche mentre ne parlo che torno nella metafora del mangiare, cioè lei è mangiata dalla lingua, lei è mangiata da questa voglia di primeggiare, che poi ecco non mi spiego se sia una questione di sensibilità, è lei che l'ha vissuto così oppure si può dire siamo noi rumeni che l'abbiamo vissuto così, si può ampliare a quanti questo discorso. Però è curioso, insomma, creare questa distanza per vedere che le persone restano lì, anche se tu le allunghi a distanza di braccio, loro comunque restano lì, come nel caso di Marco, quindi penso che l'amicizia sia più forte dell'amore alla fine.
Senti, ma in questa distanza c'è anche un po' di vergogna che lei prova, perché c'è una scena in cui lei si fa riaccompagnare a casa dal papà di Marco da un indirizzo diverso. Sì, io penso sempre che la vergogna sia il combustibile di quella rabbia. Lei ha 15 anni, quindi questo mi permette di sfruttare appieno quella rabbia adolescenziale, anche se la motivo in maniera nazionale, identitaria. Guarda che io sono arrabbiata perché sono rumena, sono pallida perché sono rumena, non ho amici perché sono rumena, però io l'ho sempre detto anche a livello di scrittura, di produzione mia, la vergogna è quella cosa lì che ti permette di scavare e di produrre tantissimo. Purtroppo io penso che poi ti vada ad accompagnare anche in momenti della vita in cui non le serve, ecco. Il periodo è quello, quindi mi sembra che si possa fare anche un discorso di Pride, nel senso che il percorso che lei fa, no? Punto di partenza, discesa e poi risalita in superficie, è un percorso che facciamo nella vita per tantissime cose, che sia un percorso di malattia fisica, mentale, che sia una presa di consapevolezza di sessualità, è lo stesso percorso che fanno nell'acquisire Pride, quindi che si fa in generale. Quindi io adoro la vergogna e mi è capitato una volta di parlare con dei ragazzi, no, e mi hanno fatto una domanda: che cosa ci direste? Io così ingenuamente ho detto vergognatevi, che non aveva senso in quel contesto lì, ma perché la vergogna io penso che a distanza di tanti anni può veramente essere un propulsore per cose costruttive. In questa storia c'è tantissimo cibo, c'è il junk food, c'è il cibo tradizionale rumeno, c'è il cibo negato, il cibo nascosto, il cibo sognato. Che cos'è il cibo qui dentro? Ecco, io provavo a pensare a dare una struttura a questo romanzo. A un certo punto avevo pensato che la struttura di questo romanzo fosse una sorta di ruota di bici. Quindi tu hai un perno centrale e poi insomma provo a tracciare un raggio, il raggio dell'amicizia, il raggio dell'identità, appunto, il raggio dell'anoressia, però poi tornavo sempre al centro. E io per un po' pensavo che il centro di questo romanzo, che fa ruotare tutta la macchina, fosse l'anoressia, però in realtà me la stavo raccontando. In realtà il centro è veramente il cibo, più ancora del corpo, perché c'è tutto l'amore che lei ha per il cibo rumeno. Io adesso dovrò fare in autunno un viaggio in Romania, sempre per il libro che verrà tradotto, ma io non vedo l'ora di mangiare. Io mi ricordo da piccola mi mangiavo queste buste, siccome i rumeni hanno questa tradizione di mangiare delle buste di semi di girasole. Ecco, io non sono mai stata capace di mangiarle perché bisogna sbucciarli con i denti e quindi è tutta una tecnica di lingua e di denti che non ho mai avuto. Allora io mi compravo queste buste di semi di girasole già sbucciati, me li rovesciavo in bocca direttamente così, perché volevo essere come gli adulti, no? Mangiare semi di girasole in Romania è tipo una cosa che fanno gli adulti. Comunque non vedo l'ora di andare in Romania a provare i miei cibi, che appunto erano i cibi di una bambina. E secondo me il suo primo dolore, il primo impatto è proprio lasciare indietro quella roba lì e andare. Ecco perché lei d'impatto va alla Lidl e prova i biscotti piuttosto che le margheritine ricoperte di zucchero, che uno dice ma se lo dice in italiano secondo me non li ha neanche mai provati a mangiare. Però poi è pieno anche di pizza, perché con questo Marco per fare amicizia, insomma a casa sua cosa facciamo? Giochiamo alla PlayStation, però dobbiamo anche impastare, fare la pizza. Quindi è la prima volta che lei mette proprio, si dice, le mani in pasta, però lei proprio dice tocca, deve toccare l'embrione caldo del cibo, che le fa senso. E poi insomma è tutto un percorso che la porterà insomma al reparto neuropsichiatria e lì vedrà delle persone che effettivamente per cibo stanno veramente male. E lì dice ma sai che forse io finora ho solo giocato con il cibo. Volevo chiederti un'altra cosa sul cibo. Perché il junk food? Perché questo cibo spazzatura invece? Secondo me un po' tecnicamente perché lei è proprio abbandonata a se stessa, quello dal punto di vista pratico, cioè i genitori sono via dalla mattina alla sera, un po' perché ecco, noi rumeni abbiamo pescato tanto, in generale peschiamo tanto sia a livello linguistico che televisivo che musicale, abbiamo sempre pescato tanto dalla cultura americana, a livello linguistico più dai francesi, però io mi ricordo negli anni, quando io ero bambina, ascoltavo i 50 Cent perché andavano forte in America, quindi secondo me abbiamo pescato tanto da lì anche a livello alimentare, quindi quando loro arrivano qui cercano di riprodurre, ecco loro riveliamo questa schifezza che loro mentre quando sono a casa si guardano Twilight, che gli anni erano quelli, e si fanno queste pochette di patatine fritte dentro prosciutto e se le mangiano tipo involtino kebab, no? E veramente non c'è nulla italiano, però forse c'è un tentativo di ritagliarsi una propria cultura culinaria, ecco.
Io personalmente poi, lei meno, anche se ci sarà un accenno nel libro, io ho sempre faticato con questa cultura del primo secondo contorno. Quindi lei arriva in ospedale, le dicono guarda che se vuoi stare bene devi mangiare primo secondo contorno, che secondo me è una chimera, una bufala, nel senso bisognerebbe chiedere chi mangia primo secondo contorno. Però lei ci crede, lei ci casca, perché dice in Romania, a casa mia, nei nostri piatti non si mangia così, noi mettiamo tutto insieme in un piatto. Però ecco, questo junk food, sicuramente lei sbatte subito in un primo momento contro l'abbondanza, che è un discorso, ecco, povero da fare, perché non è bello dire, anche se fosse una verità, che noi rumeni non abbiamo avuto, però secondo me ci si catapulta addosso tutto il processo di crollo del comunismo e abbiamo sentito molto l'avvento delle marche, che sia la BMW piuttosto che la Volkswagen, piuttosto che insomma il supermercato. Quindi quando io mi ricordo, ho fatto un viaggio anni fa a New York, mi ricordo quando sono entrata per la prima volta in un supermercato non sapevo da che parte andare, perché erano veramente talmente tante marche prodotte. Secondo me lei si sente così in un primo momento nel suo piccolo, e quindi istituiscono insieme alla sorella questa credenza degli obesi, dove ci sono tutte le schifezze che non hanno mai provato. E lei si meraviglia soprattutto, per esempio a casa di Marco, no? Che dice ma lì avete delle patatine, delle merendine della Bauli, come mai non le mangiate? Perché lei concepisce che tutto quello che si compra si deve consumare, si deve mangiare. Così fa senso di un paese anche così, anche attraverso consumo, sì. Arina scrive bene, ha un vero talento in questo, e scrivere è anche un posto in cui sta bene, come leggere. A un certo punto una supplente di italiano la incontra e vede questo talento e vede anche questo disagio, e potrebbe essere un'ancora di salvezza per lei che ha già iniziato a stare male. Si chiama Eleonora Piersanti questa donna, e mentre la leggevo pensavo a quante Eleonora Piersanti ci attraversano la vita e chissà, poi qualcuna rimane, qualcuna non la vediamo neanche. Volevo chiederti che cos'è scrivere per lei e che cos'è questa supplente per lei. È un insegnante che le cambia la vita. In positivo, insomma, tutti noi penso che possiamo dire di avere un insegnante che ci ha cambiato la vita, che ci abbia fatto odiare o amare qualcosa, però è soprattutto qualcuno che la vede. Però non è scontato, una volta che tu vedi il movimento di tendere una mano verso qualcuno, in questo caso la sua insegnante, questa supplente che insomma sta lì per qualche mese, la prende letteralmente fuori dalla classe e le allunga un libro, lei dice glielo passa così sotto banco come se fosse merce illegale, e le dà da leggere la linea d'ombra, insomma Cuore di tenebra di Conrad, e lei non capisce perché glielo dà da leggere, però le dice una cosa che per me è stata fondamentale da capire negli anni, cioè ogni tanto a me verrebbe da confrontare esperienze con un'anoressica olandese o norvegese. Io penso che tanto spesso l'anoressia si sia ricondotta a un'ottica religiosa, che è quello che l'insegnante le dice: guarda che Dio ti ha dato un corpo, riprendere in mano il controllo del tuo corpo, ridarti forma, vuol dire che vuoi cercare di fare Dio. Allora, se vuoi cercare di fare Dio in maniera più costruttiva, fai un'altra cosa, scrivi, che anche lì sei il Dio dei tuoi personaggi. Quindi le dà questo strumento che è uno come tanti. Io lo dico come persona che ormai si approssima ai 30 anni e penso che lo dovremmo fare a qualunque età, cercare di rielaborare un po'. Oggi parliamo di traumi, a me non piace parlare della frattura, dello spostamento, del cambio di paese come un trauma. È un bagaglio che penso che se lasciato lì rischi di provocare danni, ecco, a livello personale, anche di interazioni, perché c'è un bagaglio di vergogna, c'è un bagaglio di negazione che va affrontato. Lei riceve questo strumento, lo affronterò con la scrittura. E in un primo momento lei stessa te lo dice, perché lei prova a scrivere una lettera a questo insegnante. Lei scrive per far del male, che è una cosa che in piccolo, non dico che ogni aspirante scrittore cerchi di fare, penso che come aspirante scrittore magari ricadi nel cerco di controllare l'immaginario del lettore piuttosto che cerco di attirare l'attenzione. Ecco, la sua prima scrittura che lei fa a 15-16 anni è un grido d'aiuto, che poi insomma lei finirà per non consegnare, però questo insegnante, che poi è una persona che ti attraversa la vita, le dice poi: perché ti ho dato questo libro?
perché ti ho dato la scrittura? Perché non sapevo cosa fare. E penso che i libri possono arrivare dove io, stupida creatura, insomma, incapace, forse possono sempre arrivare. Prima parlavi di tunnel, io la chiamerei una discesa all'inferno, quella che Arina fa e che segue, l'abbiamo sentito anche dal brano che hai scelto di leggere, degli step un po' da manuale, no? L'esercizio fisico ossessivo, la restrizione calorica, il nascondere il cibo, le bugie. Lei, lo hai letto, vorrebbe che qualcuno la fermasse, lo pensa anche della bibliotecaria. Ma non lo fa nessuno. Perché non lo fa nessuno? Ma è una malattia che secondo me per costituzione è fatta così, nel senso che ecco, io ho conosciuto una lettrice che mi ha detto: io conosco una persona anoressica e proprio perché le voglio un mondo di bene, l'ho detto non la voglio più vedere, non ti posso vedere mentre ti fai questo. Mi ha molto colpito perché ogni tanto secondo me ci dimentichiamo che la scelta di non mangiare è comunque una scelta di morire lentamente e di fronte alla morte, la scelta di morire, penso che siamo tutti ancora abbastanza incapaci di reagire, sì, perché molto spesso veramente non si comprende. C'è a quell'età lì, oggi l'anoressia è molto in aumento tra soggetti anche di sesso maschile e di età sempre più bassa, ed è un attaccamento al disagio. Penso che oggi si parla ogni tanto delle nuove generazioni sono sfiduciate, qual è il futuro, insomma sono bravi, non sono bravi. Io penso che ci sia una più facile tendenza a esporre il disagio. Io mi attacco al mio disagio, lo faccio vedere anche a persone, insomma, che magari non sono autorizzate a vederlo, e di lì lo sbandiero. Ecco, penso che come fanno la sorella, come fa l'insegnante, sia sempre valido il tentativo di tendere una mano, come quello di allontanarsi. Poi, insomma, la sua è un'anoressia molto veloce e poi lei stessa te lo dice in ospedale: io non volevo perdere peso, non volevo perdere la mia identità. Quindi in un certo senso lei è quasi avvantaggiata, perché è come se, io lo penso e lo dico sempre, l'anoressia è una questione di cecità. Tu non puoi fare quella cosa lì, ridurti in quello stato in cui lei è a in pagina 1, insomma, quando la dottoressa dice alzati in piedi, guarda dallo specchio, cosa vedi? Sei un cadaverino ambulante, quindi per ridurti a quello stato lì tu devi non vederti, è una questione di cecità. Ecco, io penso che Arina arriva in una situazione in cui può leggermente fluttuare sopra e guardarsi un po' dall'alto, e quello le consente di... Mi viene sempre in mente questa scena bellissima di Stoner, di John Williams, la mia scena preferita, quando lui dopo già 20-30 anni di carriera si guarda, a un certo punto si affaccia a guardare dalla finestra del suo ufficio, si guarda il cortile dell'università, dice come se si vedesse da fuori. E per me quello è fondamentale, quando il personaggio arriva a vedersi da fuori, come se guardasse da fuori dalla grande finestra del mondo. È un po' quello che le consente poi di stare bene. Dopodiché ci sono tante criticità, cioè il fatto che lei finisca in una clinica, non in una clinica, ma in un reparto di neuropsichiatria, il fatto che non faccia un percorso canonico di anoressia, perché sì, lei si calcola il BMI e va a vedere le calorie della pera, però il suo peso non viene mai detto durante il libro. Comunque mi interessava che fosse un'anoressia diversa, per quanto sia un obiettivo ambizioso, perché c'è quasi questa idea che di anoressia abbiamo parlato abbastanza. Di anoressia e di bulimia c'è un livello di saturazione per cui quasi non verrai ascoltato. Quindi c'era questa ambizione di cercare un angolo diverso, di dare un punto di vista diverso. Dopodiché mi accorgo, forse ho girato intorno alla domanda: come si fa a raggiungere le persone? Il libro sta incontrando ragazzi delle scuole. C'è stata una ragazza che è venuta da me in lacrime, è riuscita a dirmi una frase di due secondi, mi ha detto: grazie di questo libro che mi ha aiutato in un momento in cui sto attraversando la stessa cosa. Insomma, l'ha girata in modo così, si è girata e se n'è andata. E la sua insegnante poi mi ha detto: io questa cosa non la sapevo, no? Quindi non lo so se... Io ho cercato di farlo con un libro, insomma, raggiungere le persone, chi mi propongo come scrittrice, e cercare di farlo in ogni modo, ecco, e da parte di chiunque, sì. Io pensavo di non poterlo dire, ma l'hai detto tu abbondantemente. A un certo punto lei viene ricoverata in questo reparto, cambia il setting, cambiano le relazioni, e non racconterei tutto, ma racconterei che c'è una nuova amica che si chiama Anna, che diventa molto importante poi sul finale del libro.
Perché si crea questo legame con Anna, secondo te? Allora, Anna, io ci tenevo tanto al suo nome. Noi avevamo 15 anni fa, avevamo principalmente come mezzi social, avevamo questo blog che si chiama Tumblr. Si potevano scrollare, insomma, le immagini, quindi c'erano questi blog un po' oscuri, un po' dark, il dark web. E lì c'erano questi blog appunto che si chiamano Wanarexic, cioè la venerazione del corpo anoressico, dell'ascetismo, dell'anoressia. E quindi quando lei deve conoscere questo personaggio, Anna non esisteva né come personaggio né come nome. Esisteva solo sotto forma di un diario. Era il diario di questa ragazza che aveva tantissima voglia di stare bene. Quindi diceva: io ho voglia di mangiarmi i kebab e di bermi i Negroni al Cosmopolitan. E lei trovava insomma questo diario. Quindi è stata poi questione di estrapolare Anna da questo diario, dalle corpo. C'è questo momento in ospedale dove loro si vedono e si riconoscono per la prima volta e Arina dice: la sua magrezza era spettacolare. Quindi il fatto che un'anoressica ti dica di un'altra anoressica: guarda che forse questa è troppo magra, per cercare di dare un senso della gravità, ecco, faccio un gioco di parole, dello spessore di Anna. Anna è il cuore del libro, e non ne posso, giustamente come dici, non ne posso neanche troppo parlare, però lei è la carne dell'anoressia, se vogliamo dire così, è il corpo che io do alla malattia ed è una parte di Arina. Si formano questa connessione, loro per settimane non si parlano e poi una notte, sembra quasi una barzelletta, due anoressiche di notte cosa possono parlare? Di cibo. Si mettono a parlare dei loro cibi preferiti perché poi hanno tantissima fame. No, c'è questa idea che le anoressiche non abbiano fame, no, hanno tantissima disciplina, però hanno anche tantissima fame, quindi penso che Anna risollevi molto il romanzo, paradossalmente. Lo porti, insomma, sulle colline, lo porta anche al mare, lo fa uscire dalla città metropolitana di Torino. Penso che Anna sia la ragazza che abbiamo in copertina, almeno i suoi colori, il suo sguardo. E niente, non posso dire molto di più su di lei, però è un personaggio fondamentale per il suo percorso, sì. Andrea, come mai hai deciso di raccontare questa storia? Tu ci hai detto sei nata in Romania, una domanda un po' scontata, ma te la devo fare. Quanto parla di te? Io non so se tu abbia un passato di disturbi alimentari oppure se sia così una cosa che hai preso altrove. Io prendo dalla mia vita, sì, un po' in maniera ingenua. Ogni tanto qualcuno mi chiede: ma quando scrivevi questo romanzo non avevi paura che venisse letto, che insomma venisse... Non puoi avere quella paura lì, non ci puoi pensare, o meglio, se ci pensi e dici non dovrei star scrivendo questa cosa, nel processo di scrittura di entrambi i miei romanzi, sia della ragazza d'aria che del mio romanzo precedente Male a Est, per me è sempre un sintomo che sono sulla via giusta. Se ho un breve così barlume di non dovrei star facendo questa cosa, ok, andiamo avanti su questa strada. Quindi c'è tanto di me, sì, però anche se poi sono riuscita a darlo a un personaggio che poi è diventata una sorella dell'anima mia, che mi ha insegnato tanto, è diventata molto diversa da me. Ecco, io non sono Arina. Perché raccontare questa storia? Perché perché a me è andata bene. Mi è andata bene e penso che possa aiutare qualcun altro, banalmente. Dopodiché, perché fare narrativa di questo intento e non fare, che so, un romanzo di autoaiuto piuttosto che saggistica? Perché penso sicuramente che la narrativa possa arrivare più in là. Ecco, io ho questa fiducia religiosa nei confronti della fiction e quindi non lo so bene. Penso che qualcuno ogni tanto mi chiede che cosa possiamo fare, come possiamo aiutare le altre persone, come possiamo raggiungere, e mi viene sempre da dire qualunque tipo di tentativo vale la pena, e questo forse lo è. Ecco, io ho tutti gli ingredienti per respingere un lettore che si definirebbe alto, nel senso che la mia scrittura per tanto tempo è stata catartica e nel mio romanzo c'è speranza. E queste due cose, secondo me, messe insieme, respingono veramente tanta gente che non ne vuol sapere di queste due cose. Per me scrivere questo romanzo mi ha dato una mano a capire di più chi sono stata. Dopodiché a un certo punto c'è da fare un passo indietro e dire il romanzo di qualcun altro. Io ho paura che sia un manuale di anoressia, no? Perché ci sono dei momenti bui dove lei va a contare le calorie, dove lei si va a attaccare i pesi, polsi e caviglie. E questa è proprio una mia paura, no? Quindi ho cercato di limare il più possibile. Poi ho incontrato una lettrice che mi ha detto: io non lo posso leggere perché ho paura che mi influenzi negativamente. Quindi a un certo punto di vista lo devo lasciare andare, come dire, il libro è vostro, se lo vogliono o se lo possono non lo posso leggere bene. Dopodiché, secondo me,
ecco, andava fatto. Poi come scrittrice pensi sempre di avere un'urgenza, qualcosa di nuovo da dire, e forse la cosa più nuova che avevo da dire era il tentativo di unire identità con disordini alimentari, poi per il resto non lo so. Abbiamo dato voce alla ragazza Daria di Andrea Simeonel, Rizzoli. Voce ai Libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È ideato e scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Simone Pieranni, in redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Aurora Ricci, il project manager è Marco Paltrinieri, il producer è Alex Peverengo, coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Cristian Galdini e Lucrezia Marcelli.